Abbiamo fatto questa scelta in questo Paese anni fa, giustamente è stata fatta, ritornare indietro significherebbe ritornare ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali. La splendida cornice della sala conferenze, allestita nel piano superiore dell'ala orientale dove si trovano le carrozze nel contempio di Villa Manin di Passariano, ha ospitato l'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione Regionale dei Sindaci Emeriti. L'occasione per il convegno Comuni ed aziende sanitarie per la tutela della salute dei cittadini, la realtà e prospettive in Friuli Venezia Giulia, presentato dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Seminario aperto anche agli amministratori pubblici e comuni cittadini. Il contesto per capire, conoscere e prospettare alla platea idee e progetti legati all'annoso tema della sanità regionale in modo chiaro e costruttivo. Aspettativa e io penso che questo sia un esercizio estremamente pericoloso e lo dico non tanto nei confronti degli amministratori locali quanto di una fortunatamente piccola parte del ponente professionale che spesso non trovando la soddisfazione nelle cose che cerca magari va a agitare qualche azione che poi si riverbera in posizioni che spesso qualche consiglio comunale propone, oserei dire, per come le leggo anche con un certo imbarazzo. Non può licenziare un consiglio comunale il numero dei letti di una terapia intensiva o di una subterapia intensiva o il numero delle operazioni nella rete oncologica, perché altrimenti entriamo in dinamiche che non fanno bene alla salute delle persone.